Cercherò di tenervi in questo video sotto il minuto. Allora, punte di freccia in selce in ossidiana e cristallo di rocca, poi punta di giavellotto in due versioni, una un po' più piccola, eccola qua, o potrebbe anche passare per una grossa punta di freccia, un coltello a dorso, come vengono chiamati, un pugnale, perché ha diciamo il doppio taglio, quindi è un bifacciale tra virgolette, un politagliente di tipo danese, solitamente sono molto più grandi, alcuni coltellini che non ho mai visto ricostruiti in questo modo, una punta per trapano, quindi immaginatelo che funzioni così e gira, una amigdala, un bifacciale, un'ascia per lavorare il legno e una falce. Questo è il nostro piccolo kit preistorico.